Ben ritrovati dalla redazione. È stata individuata la causa degli sversamenti a mare registrati nella zona di Muggia. La responsabilità è di uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato di un'azienda affacciata sul Rio Ospo. A fare luce sugli episodi nell'ambito dell'operazione nazionale di polizia ambientale Oro Blu, promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera, è stata la Capitaneria di Porto di Trieste in cooperazione con il personale di Acegas APS AMG. L'attività congiunta ha permesso di dare una risposta alle richieste avanzate dal sindaco Paolo Polidori, che aveva domandato al prefetto di Trieste la costituzione di una specifica task force in grado di risalire alla fonte del problema ambientale. 7 illeciti in materia ambientale, di cui 5 illeciti penali, 2 in materia di scarichi idrici, 2 sul ciclo dei rifiuti, 1 in tema di inquinamento marino e 2 illeciti amministrativi, entrambi in materia di scarichi idrici, sono i risultati dell'operazione Oro Blu del Comando Generale della Guardia Costiera, coordinata nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia dal 10° Centro di Controllo Ambientale Marittimo, svoltasi dal 13 gennaio al 18 aprile 2025. Coinvolto il personale della Capitaneria di Porto di Trieste e di Monfalcone, degli uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro e degli uffici locali marittimi di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare, che hanno operato non solo lungo il litorale ma anche nell'entroterra. 20 persone al giorno tra uomini soli, minori e donne che viaggiano in autonomia. Il flusso di migranti lungo la rotta balcanica anche nel mese di marzo ha visto l'arrivo a Trieste di un significativo numero di persone in movimento. A diffondere il report International Rescue Committee, che nella giornata di ieri ha inviato agli organi di informazione un comunicato di stampa con le cifre aggiornate. Complessivamente da inizio anno sono 1852 migranti giunti in città. Il dato confrontato con lo stesso periodo del 2024 segna una diminuzione dell'11% sul totale degli arrivi. La nuova comunità residenziale di Gemona del Friuli, che abbraccia anche l'area di Tolmezzo, è una struttura innovativa per la salute mentale nata da un partenariato pubblico-privato. Questa esperienza valorizza un modello di sanità territoriale in grado di affrontare le crescenti forme di disagio e di dipendenza, puntando sulla libertà, l'inclusione e l'autonomia delle persone. L'amministrazione regionale intende continuare ad investire in questa direzione nella convinzione che non sia più sostenibile un sistema interamente incentrato sulle attività ospedaliere, complessivamente sovradimensionato nella risposta all'acuzia ma insufficiente nella risposta alla cronicità, un fenomeno che caratterizza il periodo che stiamo vivendo. Lo ha affermato a Gemona del Friuli l'assessore alla salute Riccardo Riccardi all'inaugurazione della comunità di Via della Cella, che garantendo un'assistenza H24 può accogliere fino a 6 persone dai centri di salute mentale di Gemona e Tolmezzo. Le previsioni meteorologiche per la giornata odierna: cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile sulla pianura, in prevalenza poco nuvoloso sulla costa, possibili rovesci e temporali sparsi più probabili nel pomeriggio sera sulla zona montana e l'alta pianura. Nella notte e al mattino bola moderata a Trieste, poi venti di brezza, temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, sulla costa fra 14 e 17, le massime in pianura fra 22 e 25 e sulla costa fra 20 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.